Buonasera o buongiorno o buonanotte. Io sto facendo questa prova perché ho visto che ci sono diversi filmati su YouTube che possono interessare musicofili, musicisti, appassionati di musica e via dicendo. Casomai qualcuno capitasse in questo mio filmato, che probabilmente potrebbe anche diventare un canale, non lo so, a secondo della mia autocritica. Ecco, quando io ho guardato questo filmato deciderò se continuare o no, perché non c'è peggio critico di me stesso. No, e volevo, naturalmente, avete capito che volevo parlare di musica. Musica, che cosa la musica? Innanzitutto, chi siete gli ascoltatori, quelli che vedono questo filmato, quelli che appena sentono musica naturalmente drizzano le orecchie, no? Ecco, se è così, allora il mio pubblico è adatto e andremo d'accordo. Vi dicevo che il mio obiettivo non è un obiettivo didattico, perché io non sono professore di musica, sono stato professore in altri campi che non avevano niente a che fare con la musica, però io ce l'ho fatta entrare la musica, va bene? Io insegnavo francese, per esempio, e spesso ricorrevo alla musica per fare apprendere ai miei studenti la lingua francese, e riuscivo, è un trucchetto che ha funzionato sempre, eccetera. Perché dico questo? Perché quando si fa qualche cosa bisogna sapere perché si fa, bisogna sapere soprattutto a chi è dedicata. Ecco, io perché sto facendo questo filmato sinceramente non lo so. A chi è dedicato lo so, e spero di essere accettato. Quindi non è una lezione, ma un desiderio di tramandare, un desiderio di dire ad altri quello che probabilmente non mi è stato detto, o perlomeno mi è stato detto da qualcuno qua e là sporadicamente. Non vi ho detto subito, scanso equivoci, che io non sono professore di musica, o ve l'ho detto, non me lo ricordo. Non sono professore di musica, sono un autodidatta, però che coltiva la musica in maniera proprio demenziale, appassionatissima, dal 1948, così, una cosa del genere. Sì, io sono nato nel 40, perciò quando ero piccolo, così sul pianoforte, bim 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 bim, un particolare che vi aiuterà a capire il tipo che state, diciamo, guardando. Il mio primo concerto l'ho fatto senza studiare musica a 7-8 anni. Venivano gli amici di famiglia, io me li portavo dove c'era il pianoforte. Sentite, vi faccio ascoltare la cavalleria rusticana, perché per me, ignorante, pensavo che la cavalleria significasse un insieme di cavalli. Insieme di cavalli. Allora mi mettevo a zappare sui tasti, soprattutto sui tasti bassi, simulando così il rumore di una cavalleria che procedeva magari all'attacco di qualche cosa, eccetera. Ho sentito un drin, mi devo fermare, non so che cosa sia successo nella cosa. Ci vediamo dopo.